Appena arrivate dal Brasile, ben trovati. Grazie, Ciao. Simone, molto piacere. Ciao Isabella. Prima di fare, tra virgolette, rapporto a Venezia, eccoli in redazione 5 dei 17 veneti che fino a poche ore fa erano in Brasile, accolti da comunità venete. Quella che più mi ha toccato è stato accorgersi che a 9.000 km di distanza sentivi parlare la lingua di casa tua e improvvisamente quei 9.000 km non c'erano più. Con la Onlus Veneti nel mondo hanno scoperto che può esserci più Veneto, oltreoceano, che sulle rive del Piave o all'ombra dei palazzi cinquecenteschi. Che parlava proprio... Un Veneto cioè proprio una cosa. Era come tirare fuori. L'italiano è portato come una cosa speciale e secondo me è questo che dovremmo portare qui in Italia, dovremmo cercare di fare qua in Veneto. E allora là in Brasile il folklore, i canti, le rappresentazioni teatrali in Veneto. Era la prima volta, ma penso che sia la prima di tante altre, insomma, almeno me lo auguro. 22 tappe in una ventina di giorni, ma la fatica scompariva di fronte all'affetto. Nell'immagine il cartellone di benvenuto dei bambini di una scuola. E io mi ricordo di una signora dove abbiamo dormito una notte, quindi ci ha visto proprio poco, che la mattina quando ci ha salutato si è messa a piangere, per cui per me è stata un'emozione grandissima, non avrei mai pensato e ho detto questa signora non ci conosce, non ci ha mai visto, ma solo perché siamo della sua stessa terra ci vuole un bene come se fossimo le sue figlie. La presenza che annulla la distanza. Da 9 la consigliera Ferraro ha indossato la fascia tricolore. Ho avuto anche il piacere e l'emozione appunto di incontrare i nostri gemelli così del Brasile, ecco. La condivisione chissà che diventa anche opportunità.